Dal 1° settembre scomparirà la ricetta rossa farmaceutica. Ebbene sì, i cittadini che richiederanno una prescrizione farmaceutica al proprio medico di medicina generale riceveranno un promemoria stampato su carta bianca con il quale potranno recarsi in farmacia e ritirare il farmaco prescritto. Si tratta del progetto Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale che punta alla digitalizzazione delle prescrizioni e crea un collegamento telematico tra medici, pediatri, azienda sociosanitaria di riferimento, farmacie, regione e Ministero dell'Economia. Un sistema che, in linea con le norme regionali e nazionali in materia, offre soprattutto un'occasione per migliorare il servizio direttamente al cittadino. Tutto questo garantisce agli assistiti del sistema sanitario veneto maggiore sicurezza, tempi più rapidi nell'erogazione dei servizi e contenimento della spesa sanitaria. Il sistema sanitario regionale risparmierà ogni anno infatti più di 3 milioni di euro, tenendo conto del costo opportunità del personale delle aziende, del costo delle ricette e del costo dei servizi di gestione della ricetta cartacea. Si tratta di un cammino di informatizzazione iniziato solo 4 anni fa, afferma l'assessore alla sanità veneta Luca Coletto. La dematerializzazione sarà successivamente estesa alle prescrizioni specialistiche erogate dai medici delle aziende. Il processo di digitalizzazione sarà chiuso completamente dal 2015, quando la ricetta rossa scomparirà del tutto e al cittadino basterà recarsi in farmacia con la propria tessera sanitaria per ricevere il farmaco prescritto.